Adesso fatemi capire, Vincenzo Credendino da Napoli è finita? È finita si dice alla fine. Buonasera intanto Michele, buonasera a tutti coloro che sono in studio. Perché diciamo è finita si dice alla fine? Non tanto per quel classico refrain, il calciomercato a mille porte, a mille ragioni che la ragione non conosce, ma per quelle che sono le caratteristiche intrinseche dei personaggi di cui stiamo parlando. Amanti del teatro e della scena, in particolare Aurelio De Laurentiis, abbastanza avvezzo anche a quelli che sono dei colpi di scena e colpi di testa, lo stesso Antonio Conte, quindi ci lasciamo comunque un margine per capire se potrebbero esserci dei cambiamenti dell'ultimo minuto. Certo è che sondando quelle che sono fonti vicine all'una e all'altra parte si va verso quella che è una situazione che vede Saluti, insomma, ormai arrivare per le mutate condizioni rispetto all'anno scorso, per quella che è anche ormai un'analisi che va fatta in parte corrispondente a quanto dicevamo negli ultimi mesi, il discorso degli infortuni. Ancora non si è capito con lo staff medico quale fosse la ragione, il discorso legato anche a un calciomercato che in qualche caso ha dovuto fare delle inversioni a U, e guardiamo a Noah Lang, guardiamo allo stesso Lorenzo Lucca. Ci sono degli elementi quest'anno che mettono un po' più di distanza tra le due parti, e allora, come chiaramente già abbiamo anticipato nel corso degli ultimi mesi, c'è forte la candidatura di Maurizio Sarri. Ieri sera lo ricordavamo, un Atalanta comunque forte sullo stesso tecnico di Figline e Valdarno. D'altronde il connubio congiunto è di quelli importanti a Napoli, ne sappiamo qualcosa. Aggiungiamo quella che è comunque una configurazione che potrebbe ancora rinverdire l'ipotesi Allegri. Ieri sera dicevamo di quella clausola, poi confermata, del rinnovo automatico in caso di qualificazione Champions del tecnico Max Allegri con i rossoneri ad uno stipendio anche importante. Questo andrebbe in qualche modo ad incanalare Max verso una prosecuzione verso il Milan, però chiaramente ci sono tanti, ecco, questo è il caso di dirlo, ci sono tanti risvolti che può avere il calciomercato di questi tempi, e occhio anche a quelle che possono essere altre candidature. Alfredo, è finita? Stessa domanda. No, io penso che dobbiamo soltanto aspettare il saluto, cioè sarebbe veramente clamoroso tutto il resto. Certificato da un rapporto che si chiude con grande amicizia, non dico soltanto formale, perché comunque De Laurentiis è riconoscente a Conte per quanto fatto a Napoli, e questo gli fa onore, ma non potrebbe essere diversamente, perché uno scudetto, una coppa, lasciamo perdere quello che è successo quest'anno, che lo ha un po' turbato dal punto di vista finanziario, perché Abbiamo perso Pedulla. Longari, aggiornamenti, vai. No, sì, l'aggiornamento in questo caso è legato anche alla reazione che c'è stata da parte dello spogliatoio o ex spogliatoio del Napoli. Per esempio, io ho notato come in tutte le notizie riportate dell'addio di Conte a Napoli non mancasse mai il like di Noah Lang, che era stato paradossalmente uno degli acquisti più desiderati e voluti da parte di Antonio Conte, segno evidente che lo spogliatoio era a tutti gli effetti una polveriera. Poi alcuni di questi giocatori sono stati mandati via dopo essere stati acquistati. Poi il caos a fondi Meret, si è migliori. capito se era lui o non lui? Onestamente, da quello che ho capito anche tramite Vincenzo, penso che Meret abbia intenzione di querelare Fabrizio Corona. Però poi Corona ha parlato con Walter De Maggio in un'intervista, ha detto fatemi querelare così tiro tutto fuori. Esatto, penso che sia peggio in questi casi se si querela. Non è gossip, però ovviamente bisogna capire se c'è stato questo caos Meret oppure no. Credendino, premesso che non sappiamo nulla e neanche ce ne frega di queste cose, però c'è un caos che riguarda Alex Meret. Non credo che la stia vivendo bene sto ragazzo. Non so se è colpevole o innocente, però è grave quello che è successo. Vincenzo. Fai una premessa doverosa e noi ci possiamo limitare a quella che è la raccolta degli elementi rispetto alle notizie uscite dai social. Lo stesso Meret, assieme al suo staff, l'aveva già fatto trapelare ieri sera, quest'oggi è arrivata all'ufficialità, agirà per quelle che sono delle vie legali proprio per vedere la propria immagine tutelata. Possiamo aggiungere rispetto a questa vicenda, che
ripeto, più gossip che veramente sostanza per quanto mi riguarda. Poi se volete ci attardiamo anche ad andare nel concreto, però per il momento restiamo ancora, ripeto, a quella che è la cronaca delle reazioni. Il Napoli invece non ha intenzione di andare ad agire delle vie legali, facendo capire che si tratta, ecco, appunto, di chiacchiericcio che non merita particolare attenzione. Allora, questa è la situazione a Napoli, una cosa l'abbiamo capito, lascia però avendo già altro, perché non l'ha mai fatto. C'è la nazionale, se non c'è Allegri, la nazionale per forza chi l'allena? No, dico, cioè, No. decide arrivederci perché sa già che in teoria ma l'ha fatto anche con l'Inter la stessa cosa, per cui non sarebbe un unicum. L'ha fatto anche con la Juve, lascia senza avere nient'altro. Io Non sono così convinto, però, di no. perché comunque quando ha fatto l'esperienza nazionale non è che ha detto a nazionale è difficile allenarla, io sono un allenatore da campo da tutti i giorni, cioè ritorna di nuovo, non lo so, questo però Alfredo lascia perché ha già la lui si è nazionale, ha autocandidato. qualcosa? Alfredo, Conte lascia Non ho capito, Napoli? scusami. No, dicevo, Conte lascia Napoli perché ha già qualcosa, quindi come la nazionale, oppure no, lascia? Al momento no. No. Al momento no, per me no. Al momento no, può averla, come può averla Allegri, come sicuramente si candiderà Mancini. Quindi io penso che sia tutto molto prematuro. Però volevo dire prima questo, che ieri l'Atalanta era forte su Sarri, oggi è fortissima. Perché c'è un pressing enorme di Giuntoli e Pompilio che hanno un grande rapporto con Sarri. Il contratto che è stato proposto dal Napoli e dall'Atalanta sono due contratti più o meno simili, ma sull'aspetto economico cambia qualcosa dall'Atalanta rispetto al Napoli, ma non è un problema economico, cambia qualcosa sulla durata, perché non sono 2 anni ma potrebbero essere 2 anni più opzione da parte dell'Atalanta o direttamente un triennale. L'Atalanta sta cambiando molto, cambia il responsabile del settore giovanile con Sbravatti, cambierà il direttore sportivo e verrà annunciato Giuntoli. L'Atalanta non sta cercando altri allenatori all'infuori di Sarri in queste ore, per cui la palla passa a Sarri, il Napoli l'ha cercato e gli ha fatto questa proposta. Le quotazioni dell'Atalanta sono in ascesa, ne avevamo parlato nei giorni scorsi, l'Atalanta l'aveva cercato anche l'anno scorso ma non c'era Giuntoli, e credo che questa situazione verrà pesata anche sul fatto della Conference piuttosto che della Champions. Quindi se la mettiamo su questo piano non c'è partita, ma io credo che Sarri farà dei ragionamenti sul percorso da fare, e ti ripeto, 2 persone lo stanno pressando in modo no stop e con un pressing alto in aumento. Io penso che questa cosa ce la porteremo per non più di 48, massimo 72 ore, perché poi lui dovrà parlare con il suo staff, deve una risposta De Laurentiis e penso che andremo entro venerdì a risolvere questa cosa, ma l'insistenza dell'Atalanta nelle ultime ore è stata proprio totale, perché l'idea sarebbe quella di mantenere Carnesecchi, Scalvini, Bernasconi, Scamacca, Raspadori, cedere Ederson, ma fare una squadra importante e ripartire con un nuovo ciclo. Poi le panchine per il resto sono tutte da seguire, perché si parla di un colloquio tra Vanoli e Paratici, ma dobbiamo aspettare. Il Sassuolo abbiamo detto, ricordo soltanto che l'anno scorso, durante gli internazionali di tennis dell'anno scorso, De Laurentiis aveva incontrato Allegri e avevano raggiunto un accordo totale. Cosa cambia rispetto all'anno scorso? Intanto l'anno scorso poi Conte ha deciso di restare. Rispetto all'anno scorso cambia che andando in Champions Allegri avrebbe un ingaggio da 6 milioni netti per 2 anni, e che non è poco se tu pensi a quanto è stato proposto a Sarri. Parliamo di 2 milioni e 7, 2 milioni e 8. Quindi è una partita sicuramente da seguire aspettando il Milan. Ci sono molte panchine che devono anche in Serie B. Quello che ti dico che in giornata, volevo aggiungere per chiudere, che in giornata c'è stato un incontro tra l'Avellino e D'Angelo che è stato molto positivo, a conferma di quanto abbiamo raccontato stamattina. No, proprio sull'Avellino, vabbè. proprio sull'Avellino. No, c'è Nicola La Sala di Avellino che mi ha chiesto notizie in merito. D'Angelo, ex Spezia, che era stato già contattato durante la stagione prima dell'arrivo di Davide Ballardini. Quindi per Nicola La Sala la risposta gliel'abbiamo data. Parlavamo di Sarri, Roma e Lazio. La Lazio deve... Ciao ragazzi, amici azzurri, bentrovati. Prima di iniziare vi faccio subito una domanda.
Che cosa ne pensate del programma che avete appena visto? E soprattutto, siete d'accordo con quello che è stato detto sul Napoli nelle ultime ore? Perché si stanno moltiplicando analisi, indiscrezioni, dibattiti televisivi e discussioni sulla panchina azzurra, sul futuro di Conte e sul progetto della prossima stagione? Ditemi la vostra nei commenti, perché il tema è enorme e riguarda il futuro del nostro Napoli. E allora attenzione, perché nelle ultime ore abbiamo raccolto aggiornamenti molto importanti sul futuro della panchina azzurra. Il Napoli, infatti, starebbe entrando nella fase decisiva per scegliere il nuovo allenatore della prossima stagione. L'idea della società sarebbe quella di chiudere tutto entro la fine del mese, così da programmare immediatamente il mercato e il ritiro estivo. Da quello che filtra, Antonio Conte sarebbe ormai orientato a lasciare il Napoli al termine della stagione. Una scelta maturata da tempo, non nelle ultime settimane, e la società, proprio per questo motivo, si starebbe già muovendo concretamente per il sostituto, e il nome più caldo in questo momento sarebbe quello di Maurizio Sarri. Sì, proprio lui, il comandante, un ritorno che fino a qualche mese fa sembrava impossibile e che invece ora starebbe prendendo quota in maniera importante. Il Napoli avrebbe valutato diversi profili, allenatori giovani, tecnici emergenti, nomi italiani e internazionali, ma alla fine la sensazione è che la società voglia andare su un profilo esperto, uno che conosce la piazza, conosce la pressione di Napoli e soprattutto sa valorizzare il talento tecnico della rosa. E Sarri, da questo punto di vista, rappresenterebbe una garanzia. Ci sarebbe già stato più di un contatto nelle ultime settimane. Un confronto diretto, fitto, approfondito. Il tecnico toscano starebbe aspettando una chiamata definitiva per capire se esistano realmente le condizioni per tornare sulla panchina azzurra. E attenzione anche a un altro aspetto molto importante. Diversi giocatori del Napoli vedrebbero molto bene il ritorno di Sarri. Nello spogliatoio ci sarebbe grande stima nei suoi confronti, soprattutto per la qualità del calcio espresso e per la capacità di lavorare quotidianamente sul miglioramento dei singoli. Ma non è finita qui, perché Sarri avrebbe già espresso anche alcune preferenze tecniche sulla rosa attuale e sul mercato. Ci risulta infatti che apprezzi tantissimo Sam Buchema, considerato perfetto per guidare la difesa in una linea a 4. Ma non solo, grande entusiasmo anche per Leng e soprattutto per Antonio Vergara, uno dei giovani che più hanno impressionato in questa seconda parte di stagione. E qui permettetemi una parentesi, Vergara ormai non è più soltanto una sorpresa, è diventato una realtà. Personalità, qualità tecnica, coraggio, fame. Ogni volta che entra in campo dà la sensazione di poter creare qualcosa. E sapere che un allenatore come Sarri lo consideri centrale nel progetto futuro è una notizia che deve entusiasmare i tifosi del Napoli, anche perché il club vuole abbassare l'età media della rosa e investire maggiormente sui giovani di talento. L'idea sarebbe quella di costruire una squadra più sostenibile economicamente, ma anche più dinamica, più intensa, più moderna. E allora attenzione ai prossimi giorni, perché potrebbero essere decisivi. Il Napoli vuole capire rapidamente quale sarà il futuro della panchina, per poi pianificare il mercato, entrate, uscite, rinnovi e nuovi investimenti. Ci sono tante situazioni aperte e la sensazione è che quest'estate possa davvero segnare l'inizio di un nuovo ciclo. E anche oggi, amici miei, le notizie non finiscono qui, perché ci sono altri aggiornamenti importanti sul mercato del Napoli, sui possibili addii e sui movimenti che la società starebbe preparando per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Ma di questo parleremo tra pochissimo. Nel frattempo voglio sapere la vostra. Sareste felici del ritorno di Maurizio Sarri? Pensate sia l'uomo giusto per aprire un nuovo ciclo? E soprattutto, su quali giocatori dovrebbe puntare il Napoli per tornare davvero a competere per lo scudetto? Scrivetemelo nei commenti. E anche oggi arrivano segnali chiarissimi sul mercato del Napoli, segnali che raccontano una società già al lavoro per costruire una squadra più giovane, più intensa, ma soprattutto più forte e più profonda in vista della prossima stagione. Perché il Napoli sa bene che con la Champions League ormai vicinissima e con una nuova guida tecnica pronta a raccogliere l'eredità di Conte, serviranno investimenti importanti ma anche idee precise. Nelle ultime ore vi abbiamo raccolto aggiornamenti molto interessanti che riguardano due nomi monitorati concretamente dal club azzurro. E attenzione, perché sono profili che raccontano perfettamente la nuova linea del Napoli, giovani, futuribili, ma già pronti per competere ad alto livello. Il primo nome è quello di Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese,
classe 2003, giocatore che il Napoli segue ormai da mesi. Un profilo fisico, dinamico, moderno, capace di abbinare corsa, qualità e presenza atletica. Un calciatore che piace tantissimo perché potrebbe rappresentare il perfetto innesto in una mediana, che come sappiamo rischia di cambiare volto nei prossimi mesi. Il futuro di Anguissa resta infatti in bilico, mentre anche Lobotka continua ad avere richieste importanti dall'estero, e allora il Napoli si sta muovendo in anticipo per non farsi trovare impreparato. Atta viene considerato un giocatore con enormi margini di crescita, ma attenzione, l'Udinese lo valuta tantissimo e parte da una richiesta molto alta, vicina ai 30 milioni di euro. C'è però un aspetto da non sottovalutare: i rapporti tra il Napoli e l'Udinese sono ottimi da anni, e questo potrebbe favorire una trattativa magari lunga, complessa, ma comunque concreta nelle prossime settimane. Ma non finisce qui, perché il Napoli continua a monitorare anche il mercato internazionale e in particolare un talento offensivo che arriva dal Belgio, Anan Kalaili, esterno offensivo classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise, un giocatore rapidissimo, tecnico, imprevedibile nell'uno contro uno di quei profili giovani che il Napoli vuole inserire gradualmente per costruire il futuro, senza perdere competitività nel presente. I contatti sono stati avviati, la situazione viene seguita con attenzione e il club azzurro sta valutando ogni possibilità. Non siamo ancora alle fasi decisive, ma il nome c'è, il gradimento pure, e il Napoli continua a raccogliere informazioni per capire se possa diventare un'occasione concreta di mercato. Insomma, amici, il Napoli si muove, programma, studia e prepara una vera rivoluzione tecnica per la prossima stagione. E la sensazione è che siamo soltanto all'inizio. Adesso però voglio sapere anche la vostra. Vi piacciono questi nomi? Puntereste su giovani di prospettiva oppure preferireste giocatori già pronti e affermati? Scrivetemelo nei commenti e naturalmente se vi piacciono questi aggiornamenti quotidiani sul Napoli lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi tutte le notizie di mercato, le analisi post partita, i dibattiti televisivi e tutto quello che succede ogni giorno nel mondo azzurro. Forza Napoli sempre!